Ditemi voi quando siamo pronti. Un buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della stagione estiva degli eventi che dal 4 luglio per tutto il mese animeranno l'anfiteatro di Piazza Camerini a Piazzola sul Brenta. Ringrazio l'amico e collega Luciano Sandonà, sempre attento agli eventi che appunto hanno come cornice Piazzola, ma soprattutto anche Villa Contarini. Un saluto a Aldo Rozzi Marina, amministratore unico di Veneto Edifici Monumentali, Alessandra Callegari, assessore alla cultura del Comune di Piazzola sul Brenta, e agli altri amministratori presenti. Con l'assessore Callegari e con Aldo eravamo anche domenica in villa con una serie di eventi che stanno accompagnando la chiusura della mostra sul Giappone, che ha avuto un grande successo. Quindi veramente grazie per il lavoro che fate e per la collaborazione che il Comune di Piazzola ha sempre nei nostri riguardi quando organizziamo qualcosa appunto di bello in villa. Qualche mese fa abbiamo presentato in questa sesta sede la guida Piazzola sul Brenta Paesaggi, ricordando come lo splendido recupero di Villa Contarini si debba a Giordano Emilio Ghirardi, che seppe rilanciare quella che tra l'8 e il Novecento fu una fervida città ideale, borgo rurale protagonista dell'economia industriale poi tramontata e quindi riportata a nuova vita proprio da Ghirardi. Sono molti gli appuntamenti che nel corso dell'anno vedono Piazzola vetrina di kermesse di livello, della cultura al turismo, all'enogastronomia, allo sport. Penso ad esempio a Motori in Piazzola o al Casius Veneti, la partenza del Giro d'Italia qualche settimana fa, di una tappa del Giro d'Italia. Il calendario presentato oggi mette al centro la musica con ospiti di caratura nazionale e internazionale che fanno gareggiare Piazzola con i festival più blasonati d'Italia, sulla scia di quanto avvenuto anche negli anni scorsi. Quest'anno sarà la volta di nomi come Roberto Vecchioni, Guè, CCP, The Who, Ben Harper, un'offerta decisamente trasversale per storie e stili musicali, capace di attrarre pubblici diversi. Per questo devo fare i miei complimenti agli organizzatori per aver riunito i grandi nomi appunto accomunati da grande amore per la musica e anche una grande professionalità. Un'offerta intergenerazionale, dunque decisamente ben concepita, che sono certo permetterà a tutti, giovani o meno giovani, di godere di un doppio spettacolo, quello offerto dagli artisti e quello dello sfondo, appunto, che Villa Contarini mette in scena costantemente con il suo elegante colonnato e l'incantevole scenario naturale, regalando così emozioni irripetibili sotto il cielo stellato. Buon concerto a tutti e lascio la conduzione della conferenza stampa al collega Sandonà. Prego Luciano. Grazie al Presidente Ciambetti. Devo poco da aggiungere perché è già stato fatto un elenco delle manifestazioni e dei concerti che verranno fatti durante la rassegna estiva. Anch'io mi associo al Presidente dando il benvenuto a tutti qui in Consiglio regionale dei Veneti, il Consiglio regionale del Veneto che è la casa di tutti i Veneti e sappiamo quanto siete benvenuti, rappresentanti istituzionali del Comune di Piazzola, il Vice Sindaco Cavinato, l'assessore Callegari, il Presidente di Veneto Edifici Monumentali Aldo Rozzi Marin, tutti coloro che sono qua oggi, i rappresentanti della Protezione Civile di Piazzola, che devo dire ci onorano anche loro della loro presenza qui al Ferro Fini. A Piazzola sul Brenta negli ultimi, se penso a 10 anni fa, quando abbiamo iniziato così, abbiamo messo un po' le basi di una collaborazione sempre più proficua e continua fra l'amministrazione comunale, la Regione del Veneto, che è proprietaria tramite edifici veneti monumentali della Villa Contarini e le associazioni del territorio, poi tutti coloro che operano nel territorio. C'è stata una crescita notevole e direi progressiva delle manifestazioni e iniziative in atto da parte dell'amministrazione locale e sono state varie. Poi adesso il Presidente Ciambetti ne ha elencato quelle di quest'anno che sono particolarmente significative. Quest'anno abbiamo avuto non solo le classiche
manifestazioni che vengono presentate, ma poi c'è stato il BAM, è stata la partenza del Giro d'Italia da Piazzola, che è stato un grandissimo evento per la città. Poi, appunto, ricordava sempre il Presidente la mostra del Giappone, il grandissimo successo, direi successo maggiore di una mostra in Villa Contarini, credo, negli ultimi anni, ma penso anche da sempre, da quando la villa è stata riaperta, quindi una mostra che ha suscitato tantissimo interesse da parte di coloro che l'hanno frequentata. Quindi non ho nient'altro da aggiungere, se non appunto che di continueremo in questa strada, in coordinamento sempre e in armonia fra tutte le varie componenti, diciamo, che operano all'interno della piazza e del magnifico contesto monumentale della villa di Piazzola, appunto quella che noi chiamiamo la nostra Versailles, e tutte le componenti, ad iniziare dall'amministrazione comunale, la Pro Loco, a tutte le associazioni, diciamo, del territorio e a tutti coloro che hanno, voglio anche ricordare, in questi anni svolto tantissime attività di volontariato e anche raccolto tantissimi fondi a fini sociali, e non ultimi per esempio per la cooperativa del Garticolato, e vedo qui presente il vicepresidente che saluto. Ecco, non mi resta che dare la parola a Paolo Fortin per coordinare appunto tutti gli interventi di oggi. Grazie. Ringrazio il Presidente Ciambetti, ringrazio il Consigliere regionale Sandonà, la parola ad Aldo Rozzi Marin, di amministratore unico di Veneto Edifici Monumentali, perché la cornice, una delle cornici, poi capiremo i progetti come si sviluppano, una delle cornici principali dell'estate 2025 è sicuramente Villa Contarini. Ecco, buongiorno. Ho promesso al dottor Fortin di fare velocissimamente, sarò... ma non potevo non fare un intervento per ringraziare tutti gli attori di questa rete, che alla fine valorizza il territorio di Piazzola, non solo la villa, non solo il comune, ma tutto quello che significa il territorio e le sue associazioni, che portano l'attenzione alla cultura, all'arte, ma che muove anche il commercio, il turismo della nostra città di Piazzola. Veniamo da un periodo di grandi attività come Villa Contarini, di proprietà della Regione del Veneto, come è stato ricordato, Chicnic, la Fiera del Vino, Vintage e l'evento BAM, che ha visto più di 10.000 partecipanti, la mostra del Giappone attualmente in corso con più di 20.000 visitatori, e quindi gli eventi che adesso saranno illustrati in dettaglio, come l'inaugurazione della Biennale della Scultura, gli eventi con il comune di Piazzola, motori in Piazzola, e i concerti, sia quello latinoamericano che è il concerto di Beethoven, vanno a arricchire tutte le attività, ma concludo con sempre auguriandoci di più questa sinergia, questa valorizzazione del territorio e questa collaborazione mutua. Ringrazio il consigliere regionale Luciano Sandonà per l'invito, per l'opportunità di esserci in questa sede e avere sempre l'aiuto e il supporto da parte della Regione a tutti quanti questi attori. Grazie. Bravissimo l'amministratore Aldo Rozzi Marin, e mi corre l'obbligo fare una importante, come dire, introduzione. L'estate 2025, come da diversi anni a questa parte, vede Piazzola sul Brenta collaborare con tantissime altre amministrazioni comunali, una per provincia, nell'iniziativa che è stata denominata Piazze e Palazzi. Fratta Polesine in provincia di Rovigo, Marostica in provincia di Vicenza, Morgano in provincia di Treviso. È un coordinamento volontario che questi comuni da anni si sono dati per promuovere dei luoghi della cultura che, se vogliamo, come dire, vengono definiti minori, ma assolutamente minori non sono rispetto alle grandi città d'arte che abbiamo nel Veneto. Allora, per introdurre questa importante iniziativa che vede un'estate coordinata e vissuta un po' in tutte le province venete, do la parola all'assessore alla cultura di Piazzola sul Brenta,
Alessandra Callegari, che è il comune che coordina l'iniziativa da diversi anni, capofila anche di un importante contributo economico, e qui va ribadito, della Regione Veneto, che grazie al sostegno finanziario di questo contributo riesce e rende possibile da tutti questi anni queste iniziative in giro per il nostro Veneto. Alessandra Callegari, assessore alla cultura del Comune di Piazzola sul Brenta. Grazie dottor Fortin. Un benvenuto a tutti e un grazie veramente di cuore alla Regione che ci ospita qui oggi. Essere assessore alla cultura della città di Piazzola sul Brenta non è una cosa semplice, una cosa facile. È una cosa che mi onora tantissimo, però che mi dà una convinzione di un impegno grande che mi aspetta per svolgere questo ruolo. Ecco, Piazzola sul Brenta per sua natura è una città, come abbiamo già capito, insomma, per gli eventi che sono stati fatti e che si faranno, che si presta a cose importanti per la sua piazza, per Villa Contarini, per la sua storia. E sì, come diceva il dottor Fortin, io specificatamente mi fermerei a presentare il progetto per Piazzola che rientra nel programma di Piazze e Palazzi Veneti. Piazze e Palazzi Veneti è un progetto appunto che comprende e che vorrebbe comprendere tutte le province della regione del Veneto, per cui speriamo insomma, che nei prossimi anni riusciamo a coinvolgere anche altre province. Attualmente, oltre a Padova appunto che rappresentiamo noi, abbiamo Treviso, abbiamo Rovigo e abbiamo Vicenza. Speriamo presto di coinvolgere anche Verona, Venezia e Belluno. E niente, per quanto riguarda Piazzola, noi avremo 2 concerti importanti sulla scalinata di Villa Contarini, quindi lo scenario è sicuramente splendido, e saranno 2 concerti completamente diversi, che però entrambi, e poi capiremo perché, sono entrambi un inno alla gioia. Abbiamo il 4 agosto la Corazon y Passion, è uno spettacolo che pulsa il ritmo caldo dell'America Latina. Tra suoni travolgenti, colori accesi, è una passione che conquista l'anima dello spettatore. Avremo sul palco la partecipazione straordinaria di 2 tenori, Héctor Hernández della Colombia e Rodrigo Trosino del Messico, accompagnati dall'orchestra Latin Classic Orchestra diretta dal maestro Federico Bigotto. Oltre all'orchestra e oltre ai cantanti avremo sul palco anche delle coppie di ballerini di fama internazionale, Giovanni Amato e Alessandra Miotti. E appunto dicevo che questo è un inno alla gioia perché così l'ha definito proprio il regista dello spettacolo. E cosa non rappresenta meglio l'inno alla gioia della nona di Beethoven, che ascolteremo appunto mercoledì 27 agosto con il coro Città di Piazzola sul Brenta, che ormai sta raggiungendo livelli e risultati veramente grandi in giro per tutta Italia, e diretto dal nostro maestro Paolo Piana, accompagnati dall'orchestra Venice Chamber Orchestra. Avremo sul palco più di 120 elementi, quindi insomma sarà un concerto veramente grande. Della nonna di Beethoven non serve spiegare nulla, la sappiamo, la conosciamo tutti, e quindi vi aspettiamo a Piazzola per questa serie di concerti, perché adesso ascolteremo anche i vari artefici di altre iniziative che verranno e che animeranno la nostra bella città nei prossimi mesi. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Alessandra Callegari. Do la parola a Cinzia Mantovani del comune di Fratta Polesine, una città che per chi non la conosce l'anno scorso ha avuto gli onori della cronaca del centenario di Matteotti, città natale, c'è il museo. I contesti culturali si svolgono in una bellissima villa palladiana, Villa Badoer, che per una strana assonanza di nome è quasi identico a Piazza Badoer di Morgano, un altro dei nostri comuni con i quali collaboriamo. La parola a Cinzia Mantovani di Fratta Polesine. Dottor Fortin, grazie mille. Voglio ringraziare anch'io la Regione per questa opportunità, e voglio ringraziare anche il Comune di Piazzola perché, essendo comune capofila, sicuramente ha un bel da fare per il coordinamento, per cui grazie tante. Allora, il Comune di Fratta Polesine
è lieto di rinnovare anche quest'anno la propria partecipazione al progetto da tra piazze e palazzi, luoghi della cultura, condividendo con entusiasmo un percorso culturale sinergico insieme ai comuni appunto di Piazzola, Morgano e Marostica. L'adesione a questa rete ci vede coinvolti da anni e rappresenta un'importante occasione di collaborazione istituzionale e culturale capace di generare manifestazioni di alto livello valorizzando in modo concreto il nostro territorio. Per l'edizione del 2025 Fratta Polesine arricchisce il proprio contributo con 2 momenti di particolare rilievo che si svolgeranno il 20 di settembre. Il primo momento è la Badoer letteraria, i luoghi della cultura, un viaggio tra arte e sapere. È un appuntamento culturale che vedrà protagonisti i libri e le case editrici, con autori nel centro storico di Fratta Polesine e nel suggestivo scenario della Villa Badoer. La manifestazione si articolerà tra le vie e le piazze del centro storico, trasformando il paese in un palcoscenico diffuso della cultura. In questo percorso Villa Badoer avrà un ruolo di rilievo ospitando le presentazioni editoriali e gli incontri con l'autore. Infatti ci hanno riservato la provincia che è appunto proprietaria di Villa Badoer, ci ha riservato il piano nobile per appunto fare le presentazioni dei libri e quindi c'è questo spazio di riflessione e di confronto d'eccellenza in cui arte, architettura e parola si incontrano. Le case editrici esporranno le proprie pubblicazioni appunto nel centro storico, in villa vanno a fare solo le presentazioni dei libri e sarà allestito nel centro storico anche un mercatino degli arti e delle arti e dei mestieri. A completare questo percorso c'è una sezione dedicata anche ai più piccolini con delle bancarelle di materiale didattico, libri per infanzia e attività di intrattenimento educativo pensate per stimolare appunto la curiosità, il gioco e l'apprendimento. Il secondo percorso diventa un percorso culturale che comprende 3 laboratori. Un laboratorio che viene fatto all'interno di Palazzo Dolfin Boniotti e a cura del Centro Culturale Il Manegium, che sarà un laboratorio di arte e pittura e sono laboratori dedicati a tutti, bambini, adulti, ragazzini, insomma abbiamo pensato a un laboratorio dedicato a tutti. Un altro laboratorio sarà seguito dal Museo Archeologico Nazionale che si trova appunto nelle Barchesse di Villa Badoera e farà un laboratorio di letteratura e di archeoreading e un altro laboratorio sarà ospitato nei giardini di Casa Museo Matteotti e ospiterà un laboratorio di Coder Dojo che insegnerà appunto ai frequentanti, è più uno spot per comprendere, per capire che cosa si fa in un laboratorio di Coder Dojo per imparare il coding appunto e a utilizzare il pensiero logico. A conclusione di tutta questa giornata ci sarà la partecipazione del Sogno Veneziano che si esibirà in Villa Badoer alla sera e offrirà al pubblico una suggestiva rievocazione storica. Infatti i musicisti saranno vestiti con abiti fedelmente riprodotti e ispirati all'epoca veneziana e praticamente si esibiranno rendendo un omaggio alla Serenissima e abbiamo voluto sottolineare il legame che c'è tra Fratta Polesine e appunto Venezia, quando i nobili veneziani costruivano a Fratta le loro dimore estive. Per cui vi aspettiamo, se volete partecipare, noi ci crediamo molto e ringraziamo per aver avuto questa opportunità. Grazie a Cinzia Mantovani, proviamo a vedere se riusciamo a avere il primo collegamento, dovrebbe essere con noi in videocollegamento l'assessore alla cultura di Marostica, Ilenia Bianchin.
Buongiorno a tutti, sono Ilenia Bianchin, assessore al turismo del Comune di Marostica. Ringrazio per l'opportunità offertami per essere qui, ringrazio la Regione, ringrazio i colleghi sindaci e assessori presenti. È un piacere e un onore poter partecipare a questa attività e presentare quelli che sono gli eventi di Marostica all'interno della rassegna Piazze e Palazzi Veneti. Da qualche anno anche Marostica fa parte di questa rete di comuni, quindi ringrazio Piazzola sul Brenta per averci reso partecipe e Fratta Polesine e Morgano per l'accoglienza, proprio perché fare rete è importante dal punto di vista degli eventi, dell'attrattività e dal punto di vista culturale per le città di cui appunto siamo amministratori. Marostica come evento diciamo principale all'interno di questa rassegna ha l'evento di Suona e Canta ai Carmini. Un evento che si porta avanti da tanti anni, quest'anno sono 25 per la precisione, ed è un evento che raccoglie iniziative sia territoriali ma anche nazionali, coristiche e di gruppi musicali che suonano in un contesto molto particolare che è proprio quello della Scalinata Carmini. Una scalinata posta a nord della piazza di Marostica, della piazza degli Scacchi, che è un po' la nostra scalinata principale, il nostro palcoscenico naturale, una sorta di anfiteatro lo vorrei quasi chiamare. Oltre a queste iniziative abbiamo collegato a Piazze e Palazzi anche alcune iniziative che vanno a valorizzare altri luoghi come la piazza appunto, infatti alcuni degli eventi per Marostica sono già iniziati, il primo è stato il 31 di maggio con la maratona pianistica, anche questa che si svolge da diversi anni e che tra l'altro quest'anno ha accolto anche molti pianoforti decorati posti poi lungo i portici della nostra città. Quindi valorizzazione della piazza, valorizzazione della Scalinata dei Carmini e non poteva poi mancare anche la valorizzazione del Castello Superiore con degli altri eventi che appunto verranno realizzati nel corso dei mesi di luglio e agosto. Una città che appunto si occupa di cultura, si occupa però chiaramente anche di turismo e questo far rete con gli altri comuni proprio porta a migliorare anche questo aspetto. È un valore aggiunto credo per tutte le città e per tutte le realtà che ne fanno parte, quindi ringrazio sicuramente di questa importante opportunità che ci è stata offerta. Grazie a Ilenia Bianchin, assessore di Marostica. Come abbiamo capito non c'è solo la piazza degli Scacchi, c'è anche la Scalinata di Carmini e tutto il contesto. Chiude l'intervento per i comuni una voce al maschile, la cultura non è solo al femminile nei nostri comuni, ma c'è anche Daniele Rostirolla che oltre a essere stato delegato dal sindaco, è stato sindaco per molti anni del comune di Morgano, piazza Badoer in questo caso. È una piazza bellissima dove si svolgono tantissimi eventi e anche l'estate 2025 darà spazio a degli appuntamenti importanti. Grazie Paolo e buongiorno a tutti e grazie innanzitutto alla Regione qui rappresentata dal consigliere Sandonà che ci permette di coniugare questo insieme di rassegne denominato appunto Piazze e Palazzi. Senza la Regione, l'importante apporto della Regione sarebbe tutto molto più difficile. Ringrazio inoltre il Comune di Piazzola sul Brenta perché è da 2019 che si prodiga come capofila e pertanto noi siamo onorati e lieti di seguire la vostra traccia e ricordo appunto che abbiamo cominciato, grazie anche all'amico Paolo Fortin nel 2019 con questo tipo di rassegne.
Posso dire che noi siamo cultori del bello, nel senso che portiamo avanti il bello, le bellezze del nostro territorio, la nostra piazza, i nostri valori architettonici, e lo facciamo attraverso gli spettacoli che proponiamo alla cittadinanza e alla nostra popolazione. Pertanto elevare questi valori al bello significa elevare l'economia, significa elevare la cultura, significa elevare proprio lo spirito umano, e questo ci fa sempre star bene. Noi a Badoere quest'anno proponiamo, sempre in un crescendo di eventi, ci stiamo migliorando anno dopo anno, proponiamo una rassegna, più che una rassegna proponiamo un evento che valorizza la storia della musica, e in particolare per i mediamente giovani come me valorizza la storia del pop anni 80, e mi riferisco al concerto di Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, e per chi se li ricorda si dividevano le scene con i Duran Duran, per cui quell'epoca, almeno per me, forse che ho curato un attimino questo tipo di evento, rappresenta un richiamo storico di un certo valore, richiamo storico che però vuole dare valore, e mi ripeto, alla storia dei nostri bellissimi portici, del nostro bellissimo anfiteatro. E importante è il valore della rete, di quel filo rosso che ci sta unendo da molti anni. Sono lieto appunto che negli ultimi anni si sia unito anche Marostica, e auspico, come diceva prima l'assessore di Piazzola, che ci possano raggiungere anche altre province per completare il mosaico dell'intera regione, ed essere rappresentativi, coadiuvati dal supporto della Regione Veneto, della cultura del bello, della cultura musicale e culturale, e soprattutto dell'elevazione dei nostri valori territoriali. Per noi è sintomo di orgoglio e di fiducia per progredire anche per i prossimi anni a venire. Vi aspettiamo sempre a Badoere, come voi avete fatto l'invito a noi, lo facciamo noi anche a voi, e augurandoci appunto che la sinergia porti veramente molto pubblico, ma soprattutto ci porti in alto sempre più a conoscere quelli che sono le nostre eccellenze. Grazie a tutti e buona manifestazione. Ringraziamo Daniele Rostirolla, consigliere delegato del Comune di Morgano. Prima di cedere la parola a Pino Pin, faccio due brevissime considerazioni. La prima, ringrazio i colleghi degli uffici che seguono Piazza e Palazzi da tantissimi anni. Vedo il funzionario di Morgano, vedo Stefania Marcato di Piazzola, chi in passato ha lavorato con noi, anche chi ci lavora, lo fa con passione, questo va evidenziato. L'estate non sarebbe possibile senza l'apporto di tanti contributi, di associazioni, di privati. E un primo contributo importantissimo è la Biennale delle Sculture, che da diversi anni viene seguita dal professor Pino Pin, la quale ha poi abbinato la sua passione scolastica, la sua professionalità di ex insegnante, la messa a disposizione della città per un'importante rassegna culturale di sculture che da alcuni anni vede la città di Piazzola protagonista in un contesto urbano gradevolissimo, piacevolissimo da visitare. Grazie al professor Pino Pin, io lo chiamo sempre in via diminutiva perché ormai lo conosciamo per Pino, e do a lui la parola per la presentazione di questa iniziativa. No, deve premere il pulsante. Eccolo lì. Verde? Ok. Buongiorno e grazie di avermi invitato. Io sono il curatore della Biennale di Piazzola a nome della Proloco. Io sono nato e vissuto al lato della villa, quindi ho sempre respirato con la cultura che la villa ha dato a tutti i cittadini di Piazzola e la gente che ha visitato. Quindi questo aspetto culturale l'ho vissuto, e quindi mi sono sentito anche in grado di portare avanti la cultura contemporanea all'interno della villa. Grazie all'aiuto dell'amministrazione della villa e quindi della Regione Veneto, l'aiuto dell'amministrazione locale, quindi noi come Proloco riusciamo a organizzare questo evento che oggi si manifesta in modo nazionale e internazionale, perché gli artisti che noi proponiamo ogni anno sono a livello internazionale. Posso solo dire questo, che molti di loro non sono altro che persone che hanno già fatto la loro presenza nella Biennale di Venezia, quindi il livello è molto alto.
La cosa che ci soddisfa ogni anno è che da ricercatori di artisti siamo arrivati agli artisti che ricercano noi, quindi la manifestazione comincia ad avere una conoscenza piuttosto ampia. Vi invitiamo tutti a vederle perché molti artisti hanno fatto siti specific, hanno quindi costruito in base al territorio che avevano davanti, in base alla villa, insomma, quindi in funzione anche dello spazio che la villa gli dava. Quindi la manifestazione è, a livello internazionale, è arte contemporanea, è un proseguo, a mio giudizio, di quello che i contadini hanno sempre voluto che fosse la villa, cioè un ambito non solo residenziale, ma culturale e propositivo per tutto il territorio. Grazie a voi e della vostra presenza. Grazie Pin per la sua disponibilità e non solo per la Biennale. Ecco, a me preme sottolineare che quando parliamo di Proloco c'è una disponibilità sempre a 360 gradi. Proviamo la seconda videoconferenza con Flavio Zocchi, Communication Manager della Z Live, per gli eventi più propriamente live della piazza. Non so se riusciamo a connetterci. Flavio Zocchi. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Flavio Zocchi, in rappresentanza di Z Live, e anche se a distanza oggi vi farò un saluto e una breve presentazione di quello che sarà il cast 2025 di Piazzola Live Festival. Prima di tutto un doveroso ringraziamento alla provincia di Padova, alla Regione Veneto, ma soprattutto al Comune di Piazzola sul Brenta, che come ogni anno ospita questa rassegna che è diventata un po' un'elite e un culto per l'estate musicale veneta. Avremo diversi appuntamenti, subito in partenza nei primi di luglio, per esattezza il 4 luglio si terrà il primo concerto di Roberto Vecchioni. A seguire durante tutto il mese ci saranno diversi appuntamenti. Per la parte urbana e per la parte più giovane ci sarà Gue Pequeño e Tony Boy, che tra l'altro è un giovane promettente hip hopper nato e cresciuto a Padova. Poi verso fine mese ci saranno i 3 appuntamenti clou di quest'estate di Piazzola Live Festival. L'unica data in Veneto di CCCP Fedele alla Linea, la data di Ben Harper che chiuderà il festival, ma soprattutto il 20 luglio avremo il concerto di The Who. La leggendaria band è in tour mondiale, il loro ultimo tour mondiale, e saranno in Italia per le uniche 2 date europee, una a Milano e una proprio a Piazzola sul Brenta. Insomma, la data di The Who sarà proprio il punto di arrivo e il punto più importante di quest'estate per il Piazzola Live Festival. Intanto un grazie ancora e vi aspettiamo tutti. Grazie Flavio Zocchi della Z, ditta con la quale poi il Comune da diversi anni organizza gli eventi. Oltre alla musica c'è anche il cinema, Sotto le Stelle. È proposto a Piazzola sul Brenta sempre dalla Proloco. C'è Paola Zaramella, una delle colonne portanti dell'associazione, che oggi sostituisce il presidente, ma noi siamo felicissimi di ospitare Paola Zaramella della Proloco di Piazzola per la presentazione Cinema Sotto le Stelle. Ok, buongiorno a tutti, porto i saluti del presidente della Proloco che purtroppo non ha potuto... No, va bene il bottone, devo solo abbassare. Che non ha potuto essere presente. E dopo tutti questi grandi eventi che abbiamo sentito, un altro evento che partirà l'8 di luglio è il Cinema Sotto le Stelle, una rassegna di 9 film fatta in collaborazione con il Comune, con un apporto importante del gruppo Proloco Giovani, che si è molto attivato per questo evento. E la manifestazione viene svolta in Piazza della Filatura, appunto una rassegna di 9 film di vario genere, c'è animazione, c'è animazione, thriller, un film musicale, e in occasione di 2 film, precisamente Il Nibbio, avremo ospite anche la giornalista Giuliana Sgrena. E invece in Brenta Connection abbiamo delle persone che fanno parte del cast del film. Ecco, il Cinema Sotto le Stelle è un evento sempre molto atteso per tutta la comunità di Piazzola, ma anche fuori.
Ecco, dopo, oltre a questa rassegna, dopo la Proloco non è mai ferma, eventi ce ne sono sempre in continuazione, magari minori. E abbiamo il nostro sito sempre bene aggiornato sia per le attività della Proloco ma anche tutte le attività che vengono svolte nel comune di Piazzola sul Brenta, in collaborazione con il comune, che c'è sempre un buon feeling. Ecco, questo è quanto e grazie. Grazie a Paola Zaramella, la nostra vicina di casa, perché siamo vicini anche fisicamente e non solo partecipativamente. Motori in Piazzola sono alcuni anni che vede come cornice Piazzola sul Brenta. Ecco, invito Barbara Zorzi e Renato Costa, vicepresidente della cooperativa Il Graticolato, ad illustrare il programma 2025 di questo evento che vede non solo una rassegna di motori, ma soprattutto una attenzione grandissima a quello che è il tema della solidarietà, della disabilità, dell'autismo, con una forma di generosità che l'Associazione di Motori in Piazzola ha sempre rivolto verso la cooperativa Il Graticolato, con una collaborazione veramente encomiabile. Prego Barbara Zorzi di presentare. Grazie dottore, buongiorno a tutti voi, grazie alla Regione Veneta, nella figura anche del consigliere Sandonà, grazie alla provincia di Padova e grazie al comune di Piazzola sul Brenta che ormai ci ospita da 5 anni. MIP, Motori in Piazzola. È un evento che nasce con uno scopo sociale ben determinato. Tra l'altro ospitato in una delle piazze a mio avviso più bella e emozionante perché evoca proprio i tempi passati e si coniuga perfettamente con quello che è poi il nostro tema, la gioia e la felicità da portare a chi in questo momento, a nostro avviso, ne ha più bisogno. Tutto quello che è questa categoria di persone, lo spettro autistico, che sono ragazzi che hanno problemi di tipo cognitivo, ma se messi nelle condizioni di poter lavorare sono in grado di portare il loro contributo come tutti alla nostra società. Per cui noi abbiamo subito sposato con MIP questa causa appoggiando il Graticolato, di cui ho qui il vicepresidente Renato Costa. Come si svolge MIP? MIP è un gruppo di persone, un direttivo che si trova una volta alla settimana, ogni 15 giorni, ad esempio lo facciamo anche domani sera, per condividere programmi e idee di queste 2 giornate. L'evento si svolge sabato 6 settembre e domenica 7 settembre. Nella serata di sabato 6 settembre abbiamo... diciamo che l'abbiamo scelto perché rappresenta il nostro Veneto ed è il paroliere, nonché il compositore, insomma, degli artisti più importanti a livello nazionale, che è il maestro Diego Basso. Per cui avremo il concerto del maestro Diego Basso con l'Accademia Sinfonica Italiana Art Voice Academy, che abbiamo visto tra l'altro 2 settimane fa con i Pooh, e anche l'intero ricavato di questa serata, di questo concerto che avrà gli elementi al completo, perché avremo 30 elementi sul palco, tra l'altro nella meravigliosa, come vi ho detto, Villa Contarini, tutto ricavato sarà a pro del centro diurno Il Passero. Questa è la serata del sabato che tra l'altro io vi raccomando di seguire nei social MIP Motori in Piazzola e vedere anche tutta la scaletta dei nostri eventi. Vi aspettiamo. Poi abbiamo la giornata della domenica in cui i motori rombono alla grande. Motori di auto, di supercar, di macchine vintage, ma anche di moto. Qui grazie ad un team di cui posso menzionare i nomi, insomma, ho Matteo qui che anzi se vuoi venire, insomma, visto che è il rappresentante del direttivo, Cristina Cavinato, vice sindaco di Piazzola, Stefano Pettenon, Roberto, Armando, Giovanni,
tutti i ragazzi di Nova, noi ci troviamo regolarmente per discutere Tutto Motore in Piazzola, che sarà nella data di domenica 7 settembre a Piazzola sul Brenta. Io vi chiedo di vedere il sito www.mip.it, così potrete vedere tutto il programma. Lascio la parola al vicepresidente Renato Costa, che vi illustra bene il progetto del centro diurno Il Passero, che è stato inaugurato, che è la prima pietra, insomma, non è poi così remota. Grazie. Grazie a Barbara Dodi. La parola a Renato Costa, vicepresidente della cooperativa sociale Il Graticolato. Ecco, questa nuova struttura, questo centro diurno per soggetti giovani e adulti affetti da spettro dell'autismo, appunto, nasce accogliendo un invito della loro ULSS Uganea, la quale aveva individuato un bosco di pianura di 6 ettari nel territorio di Vaccarino come luogo ideale per la creazione e la costruzione di un centro dedicato a queste persone fragili. La cosa è stata accolta dalla cooperativa, ci abbiamo messo corpo, anima, un po' di energie, tante idee, è cresciuta di pari passo con questa manifestazione con Motore in Piazzola, e siccome siamo nella casa dei Veneti, ai quali piace la bellezza, piace parlare bene, ma alla fine vogliono vedere i frutti concreti del loro lavoro, siamo anche contenti di poter dire che la struttura è ad un buon grado di edificazione e che nel giro dei prossimi 6-8 mesi finalmente vedrà la luce, quindi verrà inaugurata. Quindi un percorso che dura 5 anni, che si accompagna appunto a Motore in Piazzola e che finalmente vede una sorta di prima inaugurazione nella prossima primavera. Quindi ci rivedremo sicuramente per la posa non più della prima pietra, è stato 2 anni fa, ma per il primo taglio del nastro di un progetto che intanto parte con 20 posti che poi a regime diventeranno 30. All'interno, dicevo, di un parco che sarà il Parco del Passero, che si apre al territorio, un parco che ospiterà momenti sicuramente di socialità ovviamente, ma anche di cultura, ma anche di benessere, ma anche appunto di cultura ambientale, per dare un contributo in più al territorio del piazzolese che sicuramente lo merita. Quindi grazie a tutti e ci vediamo per l'inaugurazione. Grazie Renato Costa, siamo alle conclusioni. Invito la vice sindaco di Piazzola sul Brenta, Cristina Cavinato, a tirare le fila e anche ad illustrare un'iniziativa, perché l'estate a Piazzola non è solo iniziativa di comuni, non è solo iniziativa di associazioni, c'è anche qualche privato che ci mette del suo, e quindi dobbiamo giustamente dare rilievo a una iniziativa da diversi anni e richiama migliaia di persone. Cristina Cavinato, vice sindaco di Piazzola sul Brenta. Grazie al dottor Fortin, sempre impeccabile presentatore, e grazie ai ragazzi della regia, a Stefania che sta coordinando la conferenza stampa. Intanto benvenuti e grazie a tutti quelli che investono a Piazzola, a nome del sindaco e dell'amministrazione, insieme ad Alessandra vi ringraziamo. Tutti coloro che credono in Piazzola, che vengono a Piazzola, che portano il bello, sono i benvenuti e noi li ringraziamo di cuore. Poi avremo modo anche di parlare della protezione civile qui presente. Il mio compito oggi è anche di presentare quello che è stata un'iniziativa che l'amministrazione ha voluta in tempi di Covid, ossia creare a Piazzola sì degli eventi, ma anche un contesto continuativo durante l'estate dove chiunque può uscire e trovare compagnia, musica, festa, cibo. E così è nata l'idea del borgo con i fratelli Mazzucato, con il Bar Cristallo e la Michela. Un'idea di borgo significa un giardino estivo nei giardini camerini di Piazzola sul Brenta, dove, ripeto, chiunque tutte le sere può uscire, può trovarsi in compagnia con i propri concittadini, ma ha un respiro, oserei dire, che va molto al di là del nostro comune. Il borgo partirà più tardi rispetto all'anno scorso, parte il 24 di luglio, diamo spazio a tanti eventi che sono presenti in Piazzola, quindi partono un pochino dopo, durerà tutte le sere fino al 7 di settembre, terminerà appunto con Motore in Piazzola, infatti sarà partner del nostro evento, e tutte le sere si potrà uscire liberamente e godere della programmazione che i fratelli Mazzucato hanno pensato
pensato insieme a tutta la loro equipe, che ringrazio. L'estate poi continua, a Piazzola non ci fermiamo mai, siamo qua per presentare gli eventi estivi. Dopo il 7 di settembre abbiamo la confraternita dei Bigoli con la festa d'autunno, si parla già d'autunno a settembre, e poi ci sarà il Casius, e quindi noi non ci fermiamo mai. Diciamo che Piazzola ha questa funzione di garantire eventi e di creare convivialità. Ripeto, ringrazio nella persona, come già fatto in precedenza, Luciano Sandonà, per tutta l'attenzione che ci dà sempre, per l'ospitalità e anche per i mezzi che la Regione fornisce per rendere gli eventi sempre molto belli e anche molto partecipati. Io direi che possiamo passare anche al punto successivo, se il mio conduttore è d'accordo. Grazie, sono sempre d'accordo con la mia vice sindaco, non c'è mai stato un momento in tanti anni che non siamo rimasti d'accordo. Più o meno. E non è una battuta, è una verità sacrosanta di cui andiamo rispettivamente fieri. Certo. Ringrazio Luciano Sandonà, per la disponibilità, la Regione Veneto, per il contributo che ci dà in tutti i modi, Piazza e Palazzi, ma non solo, per questa iniziativa. Abbiamo una premiazione importante, la Protezione Civile di Piazzola sul Brenta. Sì. Una sola cosa mi lasci dire, Vice Sindaco Cavinato, che devo, tirare per la giacchetta il coordinatore Mariano Peruzzo, perché con lui spesso ci stuzzichiamo, no? Non è mai un momento in cui non ci provochiamo a vicenda, ma c'è un grandissimo rispetto, lo devo dire, perché smessi i panni di amministratore locale che ha fatto per tanti anni con tanta passione, ha indossato quelli del volontario della protezione civile, e se oggi siamo a questo punto credo che molto gli vada anche attribuito come merito. Ma a tutti i volontari per tutta il sostegno e il supporto che danno a tutte le iniziative di Piazzola, e io come funzionario, quando so che c'è la protezione civile, mi sento molto più tranquillo. Grazie Vice Sindaco, grazie consigliere Luciano Sandonà, a voi questo momento. E io termino, mi faccio da parte. Sì, lasciatemi dire soltanto una parola a favore della protezione civile. Io penso che siano le prime persone che noi chiamiamo in qualsiasi momento, da quando devi organizzare un evento come gli eventi estivi, oppure quando piove un pochino troppo, oppure quando succede qualcosa. Io a nome dell'amministrazione, a nome del sindaco, ringrazio veramente di cuore l'operato della protezione civile. No? Guardando, li conosco tutti, oggi ho visto qualcuno di nuovo, è un gruppo che continua a crescere, ed è un gruppo che non è fatto di gente che non ha niente da fare durante il giorno. Magari ognuno di loro ha anche un'altra sensazione, segue anche, no? C'è chi è in proloco e in protezione civile, chi è pallavolo e in protezione civile, e potrei andare avanti così. Chi è della protezione civile lo fa per missione, si mette al servizio dei propri cittadini, e io credo che questo servizio abbia un valore che è inestimabile e non calcolabile dal punto di vista di denaro per le nostre comunità. Quindi oggi siamo qui per ringraziarli, perché sono parte fondamentale degli eventi estivi, ma oserei dire di tutti i giorni della nostra comunità di vita. Grazie. Devi fare la premiazione? Sì, se vuoi la facciamo, chiamiamo qua alla protezione civile, consegniamo allora facciamo così, siccome abbiamo anche sforato il tempo, allora facciamo la premiazione successivamente. Io intanto volevo chiudere la conferenza di oggi, no? E vabbè, vi ringrazio tutti, ringrazio i nostri tecnici, perché devo dire che anche oggi hanno dato un supporto fondamentale e sono molto professionali, e poi operano anche, non sono 10, sono due persone due o tre persone che girano in sala stampa, non li cito, ma abbiamo un ufficio stampa davvero efficiente, e che poi sta dietro a quello che è il rinnovato ufficio stampa, che è 1 anno e mezzo insomma che abbiamo il rinnovato ufficio stampa. Aggiungo solo una piccola postilla a quanto è stato detto: la Regione Veneto quest'anno, in maniera diretta e indiretta, investe più di 500.000 euro a Piazzola sul Brenta, quindi è una cifra molto importante, perché gli eventi sono tanti, sia quelli diretti, BAM, Casius Veneti, Piazze e Palazzi, e gli accordi che abbiamo appunto con l'amministrazione
comunale sia anche in maniera indiretta. Questo volevo darlo come cifra, diciamo, generale, quindi è maggiore ben maggiore di 500.000 euro. E poi insomma chiudiamo la conferenza stampa, chiamerei qui La Cristina, protezione civile? volevi Sì, sì. chiamare loro, poi volevo fare anche una battuta perché abbiamo fretta, perché dobbiamo andare anche al matrimonio di Jeff Bezos, perché siamo stati invitati anche lì. E quindi chiamiamo qua la protezione civile, verrà consegnata un riconoscimento che potranno poi appendere nel loro ufficio. Tutti qua sopra, foto finale.